Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che è il primo incontro che l'amministrazione comunale fa diciamo, nel comune di Vittorio Veneto nelle varie frazioni per quanto riguarda i famosi boati, il famoso terremoti e quant'altro, cose che sono entrate di ordinaria ormai quasi amministrazione, perché ha portato il comune di Vittorio Veneto alla ribalta nazionale non solo per i terremoti e mi dispiace anche per le favole, perché hanno inventato anche il draghetto, però insomma se questo serve per fare un po' di turismo e di pubblicità ben venga, però le altre cose sono cose molto più serie che hanno visto impegnata l'amministrazione e i vigili del fuoco. Da una parte presento il signor Favaretto, passo alla mia sinistra l'ingegner Tonellato della Protezione Civile, il signor Baglioni che è il tecnico e geologo della regione, i quali hanno studiato diciamo, i famosi fenomeni dei boati che si sono sentiti per la prima volta nel Fadato, le prime cose che noi avevamo sentito verso ottobre. Chiaramente non abbiamo dato quella importanza e quella rilevanza che magari si doveva dare subito. Perché? Perché la valle è una valle molto disturbata. Ricordiamo che ogni volta che c'è un tir che passa nelle giunture tra le varie parti dell'autostrada i rimbombi sono tanti e quindi si dava così come dei rumori magari sentiti così. In realtà poi confermati anche dai vigili del fuoco che hanno la postazione qua nel Padato, e quindi abbiamo capito che forse c'era qualcosa di più importante. Allora che abbiamo chiaramente chiamato subito la prefettura di Treviso, che si è allertata con tutte le sue forze, naturalmente investendo in questo caso la Regione Veneto e in particolare la Protezione Civile, e lì sono iniziate diciamo, si è iniziato a monitorare diciamo, il territorio installando vari sismografi, facendo degli studi approfonditi proprio per capire la natura dei boati, ma soprattutto perché poi assieme a questi venivano poi registrati anche delle scosse di terremoto, una molto intensa registrata venerdì dell'altra settimana in quel di Chies. La notte di domenica si è registrata una scossa di 1,2 in quel di Polcenigo, e quindi sono cose che avvengono diciamo quasi naturali. Adesso che ci sono i sismografi sappiamo esattamente cosa succede e quando succede. L'ultima segnalata dallo sismografo è stata segnalata alle 8 meno 7 minuti, quindi non percepite dalla popolazione perché sono di lievissima intensità, però questo vuol dire che la zona è sismica, però come mi dicono sia i vigili del fuoco sia la protezione civile, in Italia avvengono 100 di queste scosse circa al giorno, quindi siamo in un'area sismica accentuata, però era giusto avere la giusta attenzione e prepararsi diciamo, a tutte le varie evenienze, e quindi la serata di questa sera è proprio per spiegare innanzitutto cosa succede, spiegata dai tecnici, spiegata dai vigili del fuoco, spiegata dalla protezione civile, e naturalmente in caso di terremoto cosa fare se si è all'interno, cosa fare se si è all'esterno, quindi con dei filmati, con delle cose diciamo visive che si possono anche per far capire effettivamente cosa è un terremoto. Tanti di noi si ricordano quello del Friuli, quando è arrivato in Friuli, e si è ben percepito anche nelle nostre zone. È una cosa che non vogliamo e non vorremmo mai avere, però siccome il fenomeno si è manifestato più volte è giusto informare, e questa è la prima serata di informazione che poi andremo sulle varie zone, sulle varie aree. Io passerei subito la parola magari all'ingegner Tonellato, che così spiega anche un po' come è stato visto diciamo, questo fenomeno da parte della Regione e della Protezione Civile. Quindi un grazie a tutti voi naturalmente per l'attenzione, e naturalmente adesso andiamo avanti con le varie interventi. Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Allora, è importante l'incontro di stasera perché è l'inizio di una serie di incontri che il Comune di Vittorio Veneto ha, diciamo,
programmato e che anche altri comuni, in particolare anche il comune confinante coinvolto, sta anche lui lavorando in questo senso. Io anticipo il fatto che senza per questo assolutamente voler diciamo, inviare segnali di tipo allarmistico che non sono, diciamo, e poi lo vedremo, il dottor Baglioni spiegherà bene questi aspetti, non sono, diciamo, nella cultura di chi deve affrontare un problema e deve, diciamo, ricercare gli elementi tecnici per capirlo e capire come deve affrontarlo e risolverlo. Quindi con tutta la tranquillità e la pacatezza di chi ha ben capito che l'area è un'area che ha i suoi problemi, lo sapete ormai, ritengo in modo chiaro tutti che al di là della classificazione tematica delle carte che dicono che quest'area è un'area di, diciamo, seconda categoria, è comunque un'area che giace in una faglia o sistemi di faglie che hanno delle caratteristiche sismologiche, diciamo, evidenti, nel senso che per una serie di fenomeni che qui sono avvenuti dobbiamo, con particolare attenzione, monitorare ciò che succede. Quindi è un lavoro, diciamo, lungo, è un inizio questo. L'importante è durante il percorso non perdere l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è quello che potremo anche non riscontrare per moltissimi anni, anche 100, anche di più, perché diciamo elementi precursori dei terremoti non ci sono, non sono, come dire, scientificamente comprovati, ma comunque è giusto che un problema magari che è stato per qualche forma assopito e che questi eventi, cosiddetti boati, hanno risvegliato in qualche forma, senza peraltro correlarli a un fatto concreto che possa succedere, è giusto che noi, tutte le varie componenti del sistema di protezione civile, dentro le componenti del sistema di protezione civile inserisco ogni cittadino, perché il passaggio culturale che dobbiamo fare tutti insieme è capire che attività di protezione civile è anche il concetto di autoprotezione, è il concetto che ognuno di noi, sottoscritto compreso, per quanto riguarda la sua personale abitazione, si trova in una determinata area che può avere o non avere problemi con fenomeni naturali più o meno complessi. Quindi ognuno di noi deve capire che deve assolutamente partecipare a tutte le azioni di protezione, inclusa quella che ognuno di noi può fare su se stesso. In questo momento voi state esercitando questo diritto-dovere, che è quello di essere informati e di informarvi sui problemi. Quindi anche questa è un'azione di autoprotezione importante, la quale, diciamo, azione non deve essere, come dire, mal interpretata, ma deve essere posizionata là dove essa si trova. Dopo una premessa di questo tipo, che, diciamo, ci avvicina, come dire, all'analisi del problema, la Regione del Veneto e i corpi tecnici, cioè i colleghi, chiamiamoci così, dei Vigili del Fuoco, abbiamo fatto una serie di indagini. Noi come Regione non ci fermeremo alle analisi che abbiamo finora fatto, ovviamente. Anche perché per questo aspetto specifico, che è l'aspetto, diciamo, della come dire, ricaduta sismica o di effetti sismici nel territorio, l'area in cui vede, diciamo, il comune di Vittorio Veneto essere incluso e comunque un allargamento fra più aree che comprendono, che sono comprese all'interno di 2 province che sono quelle di Treviso e di Belluno, abbiamo più di 60 comuni che sono coinvolti in un ragionamento di questo tipo. Quindi il problema è di ordine molto ampio e
ci deve essere una entità, e qui è la regione che deve fare questo lavoro, che si estrae un attimo dal particolare della Valle Pisina, del Fadalto, e guarda la sua regione con occhi un po' più lontani. E osservando questo vede un'area interessata appunto da più di 60 comuni che è diciamo inserita nella logica di una grande diciamo linea ideale che congiunge la parte diciamo della più alta della provincia di Treviso con il Friuli, che già a suo tempo, voi tutti lo ricordate, è stato segnato da un evento di questo tipo. Ecco, in questa linea diciamo ideale trovano ragione una serie di approfondimenti sia di ordine scientifico che di ordine organizzativo. Fatti questi passaggi nelle province di Treviso e Belluno interessate da questo fenomeno, noi ci allargheremo nei confronti dei nostri vicini friulani per mettere insieme su azioni di natura diciamo preventiva per far sì che dovesse qualsiasi momento succedere qualcosa siamo pronti tutti al massimo intervento, al migliore intervento possibile. Questo ci deve far capire lo spirito con cui affrontiamo questo discorso. Non c'è in questo caso, come ben avete capito, nessun allarmismo, c'è solo una constatazione molto semplice: si è in un'area che ha determinate caratteristiche, ormai a livello globale, l'avete visto, come dire, la natura, un po' forse filosoficamente può anche tornare al discorso che l'abbiamo tanto aggredita e lei ci risponde in qualche forma, ma molto probabilmente ci rispondeva lo stesso perché le forze che la natura mette in campo sono di tale e tanta come dire, energia in gioco che forse l'uomo non riesce a fare tutto ciò che la natura da sola può fare. Quindi vediamo e assistiamo a una serie, anche la recente alluvione è fondamentalmente un qualche cosa che ci fa capire che dobbiamo nel nostro pianeta vigilare in modo particolare. Questo lo si fa attraverso aspetti diciamo di natura organizzativa. Il caso specifico è iniziata diciamo una storia qui di misure che poi verranno ben descritte dal collega, che continuano e dico di più, sono continuate diciamo in sede locale, ma oggi stesso per una serie di motivi e di studi scientifici abbiamo avuto modo di contattare o di essere contattati, perché ragionevolmente ormai tutta la comunità scientifica ha ben presente questo problema. Si è mosso quindi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per dare un contributo anche esso a quello che è l'indagine sul territorio. Quindi diciamo chi ha diciamo, la responsabilità di andare a definire ancora meglio gli elementi specifici per capire, per valutare o comunque per indagare, aiuterà la rete cosiddetta OGS dell'Istituto di Oceanografia eccetera, e implementerà o sta implementando quella rete e sta elaborando i dati che sta raccogliendo in una zona che non è questa, ma è leggermente diciamo più a valle di questa e che comprende idealmente la zona interessata dal Montello. Questo fatto lo portiamo avanti con l'Istituto Nazionale di Geofisica perché si ritiene che conoscere meglio il territorio di pianura rispetto a fenomeni di questo tipo e della prima pedemontana sia importante per capire tutto ciò che può avvenire o che potrebbe avvenire, quindi studiando e approfondendo, nella parte superiore rispetto alla quale è ubicato anche il vostro territorio. Allora, la protezione civile cosa deve fare? Poi passo la parola al geologo dottor Baglioni, che così vi spiega più in dettaglio tutti i fenomeni. Sta agendo, diciamo, principalmente nelle due fasi sulle 4 fondamentali della protezione civile. Gli aspetti, laddove potessero esserci, che sono aspetti previsionali, ma ci dirà
che non ci sono sistemi di indagine preventiva per effetti sismici, ci sono solo indagini sul campo e verranno tutte descritte e le stiamo intensificando, ma comunque stiamo facendo tutte quelle azioni che ci porteranno a tempo e luogo dovuti ad una, diciamo, ad un'analisi e anche è possibile ad un'esercitazione. Quando i giornali scrivono ci sarà l'emergenza o c'è l'emergenza è un'altra cosa. Vuol dire che c'è stato un fenomeno e che ci si attiva su questo fenomeno. Qui i fenomeni sono ancora, fortunatamente lo rimarranno, ritengo, contenuti, però dobbiamo prepararci comunque, ripeto, sia fra un mese, 10 anni, 50 anni o 100 anni, a formare quella cultura che ci permette di reagire a questo tipo di situazione. Quindi, diciamo, la Regione cosa sta predisponendo? Sta raccogliendo i dati per predisporre il piano regionale di protezione civile e fra i rischi che va ad indagare sicuramente il rischio sismico viene riportato e sicuramente questa tematica riguarderà, diciamo, in gran parte quelli che sono i vostri territori e le considerazioni che si devono mettere in atto, le azioni per affrontare il problema in questa zona qua. Questo è, diciamo, il percorso a grandi linee. Lascio adesso la parola al collega geologo Baglioni per poi eventualmente riprendere, oppure se c'è l'intervento giustamente del collega di Vigili del Fuoco che diciamo anche lui una serie di strumenti per meglio, diciamo, far ricadere questi momenti di incontro con la popolazione, insomma, per poi riprendere nel dettaglio alcuni aspetti, diciamo, di tutta questa vicenda e per capire come ci prepareremo per anche effettuare queste attività in modo più specifico, insomma. La prima questione relativamente a questo fenomeno è stata quella di comprendere bene che tipo di vibrazioni, che tipo di origine potesse, perlomeno che tipo di natura, ecco, questo tipo di manifestazioni fossero caratterizzate. Allora, prima di tutto uno sguardo conoscitivo. Voi sapete che esiste comunque una rete che rileva la microsismicità un po' in tutto il Veneto. In quest'area quindi è possibile, siccome questa rete è operante da molto tempo, avere un quadro di quello che è la situazione precedente a questo tipo di fenomeno. Questo è molto importante. Quello che fa vedere questa diapositiva è appunto la sismicità strumentale nel distretto sismico al Pago Cansiglio, cioè sarebbe questa zona sostanzialmente, come si è manifestata come è stata registrata dal 1977 fino al 2008, quindi abbastanza aggiornato. Questo è un quadro complessivo. Praticamente si vede che ci sono stati un numero molto grande di fenomeni, cioè un continuo tamburellare di fenomeni sismici con magnitudo cioè con intensità proprio di energia sprigionata, che arriva anche in qualche caso a 3, anche sferati 4, e comunque questa è la situazione, per così dire, normale. Questa situazione normale si riferisce ai cosiddetti terremoti, vi avete sentito più volte, chiamati tettonici. Cosa sono? Sono i terremoti, quelli causati dallo scontro delle rocce, sostanzialmente delle formazioni rocciose che sono sotto la pianura padana a profondità variabili, da pochi metri, diciamo, nella zona pedemontana fino a 1500-2000 metri nella zona verso l'Adriatico. E tutto questo basamento roccioso scorre, come si diceva oggi, abbiamo visto bene proprio i risultati di tutta la rete di misura. Abbiamo spostamenti dell'ordine medio di un paio di millimetri all'anno, va verso sostanzialmente nord e collide, si accorcia con la zona meno
che ha meno questo tipo di movimento, che è appunto la zona europea. Questa frizione tra le masse rocciose dà luogo a tutta una microsismicità che ha una sua costante, una sua distribuzione. Questi movimenti sono anche quelli che saltuariamente danno origine ai terremoti veri e propri. Quindi quando parliamo di terremoto tettonico intendiamo dire sia la microsismicità costante nel tempo, sia quei terremoti che ogni tanto possono avere caratteristiche anche di forte intensità. Quindi questa era la situazione locale. Questa sempre per riguardo alla zona presente è la sismicità strumentale, sempre intendendo quella, chiamiamola così, quella vera, quella dei piccolissimi terremoti, nel periodo novembre-febbraio. Questo fa vedere che, come vedete, non c'era nessuna concentrazione particolare in quel periodo, mentre magari c'erano zone che erano affette anche nelle vicinanze da concentrazioni superiori. Ecco, io anticipo, perché questa è una curiosità, quello che è una delle conclusioni che dopo ribadiremo più volte. Cioè, tutto quello che stiamo osservando non ha portato a rilevare nessun incremento della sismicità tettonica, quella vera. Ecco, questo lo dico adesso in inizio, ma poi lo ribadiremo anche dopo, anche nella sua importanza di questo dato. Scusate, questo torniamo indietro. Ecco, questa è la rete che ormai conoscete bene, 7 stazioni OGS, 5 Enel, uno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e uno di una rete amatoriale, perlomeno questa è la configurazione quando è stata fatta questa diapositiva, questa ancora questa. I boati che sono stati esaminati avevano determinate caratteristiche che consentono sempre di distinguerli da altri tipi di sismicità che si ripetono, queste sono le caratteristiche, per cui adesso ogni volta che viene registrato un fenomeno di questo tipo l'OGS va a vedere registrazione per registrazione se le caratteristiche e segnali sono queste e lo assegna o meno alla categoria appunto dei boati, o se no sono altri rumori che possono essere generati in zona. Ecco, questi sono i diagrammi quasi aggiornati ad oggi ed sono diagrammi che indicano sostanzialmente la frequenza di questo tipo di fenomeni con anche una caratterizzazione nella loro intensità. Questo è dall'inizio, che era il 26 gennaio, di quando è stata installata la rete di misura, e questo è appunto fino all'8 aprile. Sostanzialmente si vede anche visivamente che i fenomeni, ma com'è nella percezione di chi li ha ovviamente seguiti a vista, a sentimento proprio diretto, i fenomeni sono stati molto frequenti all'inizio, poi si è andati via via con una rarefazione che però non è mai arrivato a una completa assenza di fenomeni. Anche fenomeni molto intensi, che sono ovviamente quelli più in alto in una scala che vede la velocità di picco proprio del suolo, sono andati via via a non esserci più. Un'altra cosa che si è subito osservata, la distribuzione durante le ore del giorno è sostanzialmente uniforme. Questo perché all'inizio si pensava che ci fossero solo di notte, perché in realtà venivano percepite non strumentalmente. Con l'installazione della strumentazione si è visto che queste sono le giornate da 0 a 24 ore e riportando tutti i dati ogni giorno, insomma, si è visto che la distribuzione è abbastanza una nuvola indistinta, con qualche zona un po' diversa che comunque statisticamente non è particolarmente significativa, ma si vedrà più avanti. Ecco, questo è il diagramma comunque riassuntivo, sono gli eventi, il numero di eventi per giorno, quindi si vede che si andava da vicino a quasi una trentina al giorno, fino poi ad avere dei giorni ultimamente che erano anche privi di qualsiasi segnalazione strumentale. A partire dal 1° aprile c'è stata una lievissima ripresa, che poi sembra confermata anche in questi giorni. Si tratta di una ripresa su livelli bassissimi, però è emerso quello che è un fatto nuovo, nel senso che si sta analizzando, perché non è ancora statisticamente significativo, se i piccoli eventi sismici che si sono verificati il 1° aprile e successivamente
abbiano in qualche modo avuto un riflesso anche nel riattivare un po' questo tipo di fenomenologia. Quindi questo è sotto esame e se così fosse potrebbe essere un legame di tipo inverso, cioè i boati non fanno parte dell'attività sismica, ma però, anche perché magari legati ad altre fenomenologie, voi sapete che è sotto la lente la cosa più probabile che si tratti di acque sotterranee, può darsi che l'attività sismica locale possa dare un piccolo incremento della intensità, cioè della frequenza, diciamo anche proprio dell'accadimento di questi fenomeni. Anche con l'evento sismico di ieri sera, che si tratta di un piccolissimo, era domenica verso le 4 di mattina mi pare, dopo un'oretta c'è stato un evento, un piccolo boato che non è stato avvertito, ma comunque strumentalmente è stato percepito. Ecco, quindi la scala naturalmente si vede che è in costante discesa, con questo piccolo trend di ripresa che probabilmente andrà successivamente ad esaurirsi. Questo confermerebbe anche una certa osservazione fatta nel 2003, dove ci fu una crisi sismica, cioè una serie di piccole scosse, ma scosse tettoniche vere, e furono avvertiti, perché noi abbiamo le testimonianze del Corpo Forestale dello Stato qui dal Fadalto, alcuni boati, e il comandante della stazione qui del Cansiglio, che era comunque esperto perché lavorava con l'Università di Trieste nel posizionamento dei sistemi di misura clinometrici che sono dentro la grotta delle Genziane, ha mandato una segnalazione specificando bene che i boati erano disgiunti da quelli che erano stati i piccoli eventi, quindi aveva avuto modo di osservare, e c'era già questa osservazione che i boati seguivano l'evento sismico, quindi una conseguenza del fatto. Ecco, queste sono sempre delle curve del numero cumulativo di eventi, la somma di eventi, per cui si vede che da un certo periodo in poi decisamente la curva tende quasi ad appiattirsi, non si ferma mai, ma siamo andati, come è evidente, verso un'attenuazione progressiva di questo tipo di fenomeni. Questi sono gli epicentri, alcuni degli epicentri che sono stati localizzati. Questi fenomeni si localizzano tutti in un certo intorno ben preciso, e questo è un fatto molto importante, ha una profondità decisamente contenuta dal punto di vista del fenomeno geologico. Quindi siamo tra i 500 e i 600 metri. Voi sapete poi che ultimamente sono state fatte delle prove sismiche, cioè sono stati fatti degli stennimenti facendo cadere un grave. Allora sostanzialmente funziona così: quando si fa la localizzazione di un ipocentro si misura l'onda sismica, si misura in più punti, appunto in più sismografi. Siccome l'onda è fatta di due componenti, no? C'è una componente che viaggia con compressione e l'altra che viaggia con onde che fanno scuotimento orizzontale, ecco, una viaggia con una velocità, una viaggia con un'altra, allora si registra l'onda, si misurano questi due diversi arrivi e si riesce a capire più o meno a che distanza si è originato il terremoto. Ecco, questo è il meccanismo. Il problema è che bisogna sapere però con che velocità le onde si diffondono attraverso i vari terreni che sono effettivamente presenti, perché se è una roccia molto compatta le onde vanno via con migliaia di chilometri, ma invece se un terreno lento sono poche centinaia di metri al secondo, e in sostanza praticamente allora le prospezioni che sono state fatte sono finalizzate proprio a avere una mappa della velocità del sottosuolo per confermare questi dati che comunque ad oggi non sono variati. Quindi sostanzialmente sono state identificate questo tipo di fenomeni, è stato fatto tutta una disamina, se non sono tettonici da che cosa possano derivare. Frane, è stato esaminato, si è visto che non ci sono frane attualmente
in movimento che possono dare questo tipo di fenomenologia, perché anche le frane quando si muovono, tutti quanti avrete sentito dire la questione di Herto, del Vaillant, le frane scorrendo danno luogo ad attività sismica. Il collasso di cavità carsiche, ma questo capita con determinate caratteristiche, colpi di tensione indatti da collassi di gallerie e scavi, questa è una fenomenologia quando si aprono gallerie, ma questo non ha trovato riscontro, non può trovare riscontro nella realtà che abbiamo. La correlazione, come ho detto prima, con processi tettonici non è assolutamente in questo momento né provata né ha nessun elemento per poter essere sostenuta, e quindi risultano più probabili fenomeni connessi alla circolazione di acqua nel sottosuolo, tenendo conto anche della forti precipitazioni che ci sono stati a ottobre, novembre, dicembre dell'anno scorso. Può darsi che non sia l'unica causa, però come vedrete dopo abbiamo innumerevoli segnalazioni di questa tipologia di fenomeni collegati a circolazione d'acqua nel sottosuolo. Perché possono succedere, possono aversi boati e scosse e vibrazioni del terreno con la circolazione d'acqua? Ci sono i cosiddetti colpi d'ariete, cioè impulsi proprio nella circolazione entro questi condotti. Io aggiungerei a questo che si è detto colpi d'ariete dovuti a bolle di gas, bolle d'aria, cioè a fluidi che possono liberarsi proprio nei condotti carsici o comunque all'interno dove c'è più facilità di movimento, e poi microsismicità indotta da variazioni di pressione nelle rocce. Proprio questa è una fenomenologia per cui quando piove, quando si carica idraulicamente un territorio, anche quando si costruiscono le dighe, è normale che si attivi una certa sismicità, tant'è vero che l'Enel regolarmente durante le prove di invaso mette giù una rete di sismografi e c'è tutta una letteratura, viene riempito l'invaso e si vede come risponde il territorio intorno. Di più potremmo dire, cosa che ci stanno spiegando tutti quelli che stanno facendo ricerca, abbiamo fenomenologie grandiose perché quando piove molto tutto il massiccio del Cansiglio oscilla, e questa è una cosa che io non lo sapevo, stiamo imparando appunto da tutti quelli che stanno facendo studi in questo settore, ma sono ben registrati sia dalla rete geodetica, cioè da una rete di capisaldi con GPS, sia da clinometri messi appunto nel bus dell'Agenziana ma anche in altre zone, ed è provato che in funzione delle precipitazioni tutta la massa del Cansiglio ha delle forme di T, oscilla un po' di qua, un po' di là, a seconda di come si carica d'acqua e come poi si scarica. Quindi sono grosse movimentazioni di massa e comunque effetti che hanno ovviamente poi anche la possibilità di dare effetti casomai di piccole scosse. Ecco, noi abbiamo avuto, qua ne manca uno, comunque un evento che era sul Visentin domenica 6 marzo, mi riferisco a quando è stata installata la rete, perché precedentemente ce n'erano stati altri. Ripeto, si tratta sempre di eventi che ricadono nella più assoluta normalità. Noi abbiamo come regione un contratto proprio di sorveglianza sismica con l'istituto, con l'osservatorio geofisico strumentale, vuol dire che proprio ci sono dei sorveglianti, viene monitorato giorno e notte la situazione, e uno degli impegni che questo istituto garantisce è di avvisare immediatamente nel caso dovesse verificarsi un'anomalia. Quindi più volte l'abbiamo sollecitato, più volte li abbiamo anche rotto le scatole, scusate il termine, ma al momento non c'è nessuna anomalia. Ci sono stati comunque un evento, quello sul Visentin, questo qua in corrispondenza al Visentin, poi c'è stato domenica 6 marzo, domenica 6 marzo è quello sul Visentin, e poi venerdì 1 aprile, magnitudo 2,4, questo qui era quello di chiesta al pago, in più c'è stato quello di ieri sera che è un po' più vicino rispetto a quello che era la localizzazione strumentale, che appunto ti parlava di Polcenigo, in realtà siamo apposta al pago e la magnitudo era un 2. Siamo sempre su valori del tutto normali, del tutto
che non escono di una virgola da quella che è la statistica normale. Quindi questi fenomeni, aggiungiamo pure quell'ultimo di ieri sera, allo stato attuale non sembrano poter modificare in nessun modo l'interpretazione che è stata data relativamente alla genesi, in particolare perché non c'è un incremento di sismicità tettonica nell'area, che quello viene tenuto particolarmente sotto controllo, non ci sono stati eventi nella zona intermedia, stiamo parlando di fenomeni molto superficiali, i veri terremoti sono attorno, diciamo, ai 7,5, 8 km, 10-12 km di profondità. Dovesse esserci una relazione vera tra i due, dovremmo avere delle forme di migrazione delle fenomeni a profondità intermedie che non si verificano assolutamente. Naturalmente però, come è stato detto più volte, tutti questi ragionamenti che facciamo non spostano di una virgola la realtà fisica nella quale ci troviamo. Siamo in una zona sismicamente attiva, ad elevato rischio sismico, i terremoti, come ha detto qualcuno, non fanno, solo alcune volte fanno la gentilezza di preannunciarsi con crisi sismiche, con eventi, possono arrivare quando gli pare e piace sostanzialmente. Quindi una delle cose, comunque la crisi sismica sarebbe un qualche cosa che, se dovesse essere riconosciuta, chiaramente costringe ad alzare l'attenzione ulteriormente, cioè costringerebbe a dover prendere in considerazione l'evento che si sta verificando. Però anche la crisi sismica dovesse verificarsi, bisogna considerare che è un evento che si ripete in moltissime parti d'Italia, non l'ultimo San Stino di Livenza, tanto per dirne una, ce ne sono state infinite, con poi esiti assolutamente nulli. Crisi sismiche ce ne sono state anche qui in passato, senza che si verificasse poi un nulla. Ecco, andando a vedere appunto l'attività della sismica, voi sapete che ci sono alcune segnalazioni di eventi in passato che sono tenuti in considerazione. C'è questo fantomatico terremoto di Treviso, che poi non c'era stato a Treviso nel 778, c'è quello di Verona nel 1117 che è riportato dalle cronache, e poi per quello che ci riguarda più da vicino, perché riguarda le stesse strutture nostre, quello di Asaro nel 1995, dal Pago 873 e 936. Attualmente il Veneto è una regione silente, ma questo costringe a tenere alta l'attenzione, perché, come anche strumentalmente viene rilevato, siamo in una zona di margine, abbiamo evidenze di rocce che si deformano, c'è il Montello che è una bella dorsale che ha deviato il Piave, e si vede insomma che è la prima delle montagne, è una montagna che sta crescendo, insomma, si vede sostanzialmente, è un anticlinale, e ovviamente essere in queste zone di margine non può che far considerare che sia in una zona che è tettonicamente attiva. Certamente non siamo tettonicamente attivi come altre zone del pianeta, siamo su situazioni che sono ordini di grandezza più basso, però la situazione sostanzialmente è quella. Ecco, qui sono, diciamo, ecco, la profondità epicentrale tra i 7 e i 15 km di profondità, quella dei veri terremoti. Ecco quello che dicevo prima, tra il 1977 e il 2006 nella rete in Veneto abbiamo la registrazione di 1200 eventi sismici con magnitudo compreso tra 2 e 3. Questo dà, tanto per dire perché non stiamo uscendo dalle medie, ditemi se faccio troppo lunga, perché ancora un pochettino, vado avanti. Questa è la classificazione sismica che ci dice come nascono queste classificazioni sismiche. Queste classificazioni sismiche nascono sulla base di considerazioni da una parte geologiche e da una parte storiche. Naturalmente le considerazioni storiche che si possono fare in tema di terremoti sono limitatissime, dal punto di vista geologico intendo dire, perché le cronache sono bene negli ultimi anni, negli ultimi secoli, via via che si va indietro nel tempo, le cronache risentono di una infinità di imprecisioni, di enfasi. Non so, il terremoto di Treviso, ecco, siamo sicuri che non si è verificato a Treviso,
ma è stato registrato a Treviso perché a Treviso c'erano i centri che potevano registrare, scrivere gli effetti di questo terremoto, ma sicuramente si è verificato da qualche altra parte. Il terremoto di Verona, ugualmente, è difficilissimo immaginare che si sia verificato un terremoto a Verona, ma c'è il terremoto di Malamocco, per esempio, se vogliamo, cioè, non è stato a Malamocco il terremoto, oddio, si è verificato da qualche altra parte, ma gli effetti qualcuno dell'epoca li ha registrati in quella zona lì ed è diventato il terremoto di Malamocco. Naturalmente questo vale per il passato, mano a mano che stiamo andando avanti adesso siamo a precisioni impensabili una volta. Questa è la mappa appunto della classificazione sismica. Cosa riporta questa mappa? Riporta in termini probabilistici, cioè ci dice quali sono entro certi limiti di probabilità i valori di accelerazione al suolo che potranno verificarsi. Questi servono per progettare, perché l'accelerazione, soprattutto quella orizzontale al suolo, è quella che può causare chiaramente i maggiori danni strutturali negli edifici. Fa sì che le case oscillino così e così, e quelle devono poter resistere in fase di progettazione. Queste sono ancora immagini della sismicità nel 77-2006, tanto per vedere che si concentra lungo la zona pedemontana, e noi siamo in una situazione qua assolutamente, sì, potremmo dire che abbiamo delle zone che sono un po' più libere, ma noi siamo in una zona assolutamente analoga ad altre zone del Veneto. Questi sono i terremoti storici a Belluno, ma sono sempre quelli che abbiamo visto prima, e questi sono ancora terremoti un po' rivisti dal punto di vista spaziale in questo distretto. Questi sono gli effetti di quelli che ci sono stati più vicini, quello del 1873, come sono stati ricostruiti ovviamente, e quello del 1936. E queste sono le linee isosiste, sono le linee che sono state ricostruite di uguali effetti sul territorio. Ecco, quello che vediamo in superficie, questo è il mostraggio di una carta geologica, andiamo subito alla sezione, è che sicuramente nella zona del Fadalto ci troviamo in una zona di grande compressione. Questa è una raffigurazione degli strati geologici, è evidente che siamo in una zona di elevata complessità in cui ci sono placche sostanzialmente rigide, le rocce sono state molto ripiegate, e questo è un po' quello che succede in superficie, però questa è proprio una pellicola superficiale. Questa è una zona dove poco c'entra con i terremoti, ci sono sistemi di faglie che si vedono talvolta in superficie, ma le faglie sono le spaccature dove queste rocce appunto scorrono. Queste faglie molte volte si vedono in superficie, però il più delle volte sono sottoterra e possono solo essere ricostruite. Ecco, infatti questo è uno schema abbastanza classico. Questa è la pianura padana, questa sarebbe Venezia, questa è la roccia, questa qua bianca, tutta la parte sotto, e anche questa, tutta quella bianca, sono le zone più rigide della roccia. Queste che si vedono sono le coperture detritiche e poi le rocce più tenere. Ecco, lo schema che si ha è che credo che farò bene a prendere l'altra che mi sta offrendo, l'altro laser se c'era, se no lo faccio se no lo facciamo con questo. Questa placca, come ho detto, scorre in questo senso, velocità 2 mm all'anno, 1 mm all'anno, un po' si impila, un po' scorre sotto, un po' si raccorcia la crosta. In certe zone, lungo appunto, queste sono le faglie, queste sono quelle magari che più o meno emergono in superficie, quindi gli viene dato un nome, linea di Sacile, linea di Aviano, sono tutti termini per così dire geologici che prendono il nome da dove vengono riconosciute. Poi ce ne sono altre nel sottosuolo, e le misure dei vari terremoti dove si manifestano fanno vedere appunto dove stanno queste strutture. Questo tanto per far vedere, sì, dopo ci sono le prospezioni sismiche fatte per la ricerca petrolifera, eccetera, metallifera, che ricostruiscono solo il suolo, però sostanzialmente bisogna avere molto cosciente il fatto, molto presente il fatto che le strutture profonde non sono molto conosciute,
non è facile, quando sentite parlare facciamo una radiografia del sottosuolo, sono delle grandi, così, da buttare diciamo, il cuore al di là dell'ostacolo, perché tutti vorrebbero fare delle grandi radiografie. Si fa quel che si può, perché il sottosuolo è molto grigio, molto profondo, dobbiamo approfondire 10-12 km, quindi si hanno delle impressioni. Questo tanto per dire quanto sia complicato studiarlo e capirlo. Però insomma nella sua sostanza c'è questo, sicuramente quello che adesso viene misurato con precisione è questo fenomeno di raccorciamento, questi scatti che ogni tanto ci sono lungo queste superfici di faglia e la capacità di fare poi più o meno dare origine a terremoti. Adesso, tanto per vedere un pochettino che non siamo soli, ne avevamo, andando a fare una ricerca, e questa è solo una parte, e vedete che in molte altre situazioni d'Italia è capitato di fronteggiare la questione dei boati. Questi sono famosi boati di Rovetta in Val Seriana che si sono manifestati in più volte. Questi non hanno dato luogo a nessun altro tipo di fenomenologia e non sono stati peraltro neanche ben spiegati nonostante li abbiano studiati. Ma poi, ecco, vedete, Rovetta sempre lì in Val Seriana ci sono stati fenomeni di boati, allarmi sulla popolazione, ma poi in realtà non c'è stata nessuna attività sismica. Malcesine, dove ci sono calsismo, non hanno sostanzialmente dormito nella frazione di Cassone dopo l'alluvione per giorni, perché è stato un continuo tremare di vetri e di boati, proprio boati. La descrizione è molto simile a quello che è successo. È sicuro che dove ci sono sorgenti carsiche questo tipo di fenomeni avvengono. Qui, con Ministri, in Dalmazia, un po' dappertutto. In Cadore, dove il calsismo è legato ai gessi questa volta, non è come da noi, cioè da noi, siamo noi che è legato allo scioglimento di calcari, ma in zona di Cadore ci sono formazioni gessose che danno luogo a un vivace calsismo. Anche lì ogni tanto hanno dovuto fronteggiare fenomeni di boati. Questa è quella segnalazione di cui parlavo prima del Corpo Forestale dello Stato, dove ecco, la cosa strana era però che mi pareva che nessuno più se ne ricordasse qui tra gli abitanti, perlomeno di quelli con cui abbiamo parlato, ma c'era stata questa segnalazione di boati, ed era questo signor Guido Paier che l'aveva segnalato, seguito di boati, e c'era stata una segnalazione precisa che poi però veniva precisato anche dal dottor Piccin che non si trattava dei fenomeni sismici che pure erano stati sentiti poco prima. Ecco, questo sempre per consolare, questo è recentissima, 16 marzo, il comune di Torri del Benaco segnala a sua volta la formazione di boati e di attività microsismica. Torri del Benaco, strutture carsiche, Baldo, siamo non molto distanti da Malcesine, sono stati fatti poi sopralluoghi e sentiti gli abitanti, situazione legata sicuramente alle precipitazioni di novembre. Comunque il dato significativo era che anche in questa zona i boati proseguivano a distanza, cioè erano ancora attivi adesso nella frequenza di uno alla settimana circa. Queste va bene, poi sono le situazioni che abbiamo controllato, questo le conoscete sicuramente meglio di noi, tutte le frane, le fronti di instabilità sui quali non è stata riconosciuta qui dove siamo noi sostanzialmente, e questa è la situazione generale. L'attenzione per le frane è dovuta perché abbiamo avuto fenomeni in passato consistenti, non tanto comunque nel generare i boati, ma per quello che potrebbe essere un'eventuale azione di monitoraggio nel caso dovessero verificarsi fenomeni di una certa intensità. Questo è quello che è capitato nel 1521, questo è l'evento del 2003 che comunque segnala una zona di instabilità al di sopra della cava di Col de Vie, e l'elemento d'attenzione è il fatto che si sa che, come è capitato per la frana di costa Vittorio Veneto, ci possono essere movimenti che si manifestano anche molto tempo dopo gli eventi sismici e che comunque con questo sono collegati.
una piccola carrellata, sono in conclusione, vi garantisco. Questo è il terremoto in Umbria Marche, sono piccoli effetti del post terremoto. Questa è una faglia, un piccolo movimento, non è la faglia che ha generato il terremoto, però un piccolo movimento che si osserva in superficie, sono un po' delle cose molto difficili da osservare subito a seguito del terremoto. Questo è un liscione di roccia e si è visto che tutto quello che gli stava vicino si era abbassato di qualche centimetro. Questi sono altri effetti invece legati al terremoto dell'Abruzzo, cioè effetti in superficie. Come vedete si tratta di effetti minimi che molto appena insomma, hanno un legame con quello che effettivamente è successo in profondità. Ancora una volta un nastrino del tipo di quello che vi ho mostrato io prima, effetti appunto di spaccature. Questa è la terra appunto che riesce ad spaccarsi quasi fino in superficie. Questo è l'Iran, dove terremoto di Pam, siamo su un altopiano e questo mi ha fatto veramente impressione, però in realtà non è niente rispetto a quello che adesso vediamo tutti, il terremoto in Giappone, faglie lunghe centinaia e centinaia di chilometri, spostamenti di 13-15 metri. Comunque questo è un altopiano, voi vedete a un certo punto c'è una discesa e poi riprende l'altopiano, cioè riprende una strada perfettamente pianeggiante. Questa discesa era tutta, l'asfalto era tutto rotto, col terremoto di Bam si era mosso perché è una zona dove appunto esce una delle faglie attive dell'area. Adesso viene proiettato un filmato di un terremoto e dopo verrà spiegato cosa fare in caso di terremoto. Abbiamo visto i due filmati presi da un paese che con i terremoti vive quotidianamente, quindi il loro approccio al problema sicuramente è diverso dal nostro. È diverso dal nostro perché loro si basa su un aspetto culturale, partono fin da bambini con quelle che sono le attenzioni, quelli che sono i comportamenti da adottare in caso di terremoto. Abbiamo visto la cartina regionale della sismicità in Veneto, ci ha spiegato bene il geologo sui vari colori delle zone, quindi
su quelle che possono essere da un punto di vista probabilistico le accelerazioni al suolo e quindi le conseguenze di queste sugli edifici, dobbiamo solamente capire come comportarci. È chiaro che quando c'è un terremoto tutti abbiamo paura, perché io mi ricordo nel 76 ero ancora un bambino all'epoca e l'ho percepito e la prima cosa che ho avuto è paura. Paura perché non sapevo cos'era, paura perché in qualche modo la dimensione che si ha attorno cambia, in un attimo succedono cose che non ci è abituati, quindi il fattore sorpresa da questo punto di vista è determinante nella reazione che ha la persona. Bisogna capire cosa fare, capire in fretta, cioè metabolizzare ciò che sta accadendo in fretta per adottare quelle che sono le misure di autoprotezione che possiamo fare. Di fronte a un incendio c'è un tempo un po' più lungo per reagire, per capire cosa fare. Di fronte a un terremoto, dal momento che lo percepiamo, ci siamo dentro. Quindi da questo punto di vista dobbiamo reagire in modo veloce. Benvenga, facevo prima una battuta con il sindaco, benvengano i boati infradato se questo serve per parlare della questione sismica in ambito della città di Vittorio Veneto. Questo perché, come abbiamo visto dai vari grafici, la sismicità non è un qualcosa di un mese, 2 mesi, 3 mesi a questa parte, è sempre stata. E quindi benvengano questi fenomeni che ci richiamano l'attenzione sul problema. Abbiamo anche visto che sono peraltro boati e fenomeni tettonici due cose ben diverse e come tale vanno trattate. Siamo in zona sismica, dobbiamo avere questa consapevolezza, ci sono stati in passato terremoti, speriamo che non ce ne siano, tuttavia dobbiamo essere preparati. Quindi cosa dobbiamo fare in caso di terremoto? Innanzitutto capire dove viviamo, come è fatta la nostra casa, in modo tale da valutare e registrare in tempi rapidi dove collocarci. Il video ha mostrato molto bene cosa fanno i giapponesi. Una delle cose che fanno, si mettono sotto il tavolo, perché in caso di caduta di qualcosa dall'alto, per esempio qualche libro piuttosto che qualche vetro, almeno non ci ferisce. Quindi autoprotezione è la parola d'obbligo in questi casi, controllare la paura, ma la paura si controlla sapendo cosa fare. Quindi cerchiamo di individuare, ognuno a casa nostra, dove sono i punti strategici per poter proteggersi, dove sono le strutture portanti, in modo tale che in caso di evento uno le riconosce e si protegge lì. Per esempio muri spessi, di là cemento armato o meno, ma muri di una certa consistenza danno anche indice di una certa robustezza delle strutture. Mi ricordo uno dei periodi che ho trascorso all'Aquila che un intero nucleo familiare, i 2 genitori e i 2 figli, si sono ritrovati sotto questa volta che determinava la separazione tra soggiorno e zona notte. Questa volta in qualche modo li ha protetti perché casa loro è andata, sebbene marito e moglie erano 2 strutturisti, è andata abbastanza distrutta per effetto proprio della tipologia della casa, che era una casa vecchia. Questa zona in qualche modo li ha protetti, dopodiché con calma sono usciti. Quindi una prima analisi strutturale: dove siamo, cosa possiamo fare. Spesso, e questo sugli edifici pubblici, uffici in genere, ci sono le vetrate sopra le porte. Se uno scappa, si rompe il vetro e il vetro cade, gli taglia la giugulare e fa statistica. Attenzione, perché i vetri quando cadono fanno male. La stessa cosa vale sulle vetri di casa. Cerchiamo di trovare quelle aree o comunque proteggersi sotto i tavoli per evitare anche di essere feriti dai vetri che inevitabilmente cadono. Pensate ai piatti, i bicchieri che sono nella credenza che questi si aprono e vengono giù.
Altra cosa che questa vale anche per l'ordinario. Quanti a casa propria sanno dove ci sono i contatori dell'acqua, del gas, dell'Enel? A noi, parlo dell'ordinario come vigili del fuoco, ci chiamano spesso e volentieri perché si rompe il flessibile del tubo del lavello e non sanno come chiudere l'acqua. Quindi è una cosa banale, tuttavia si può far prevenzione anche da questo punto di vista, perché capire dove sono i punti strategici, perché in caso di sisma è bene, dopo aver fatto quelle misure di autoprotezione, di andare a intercettare, se possibile ovviamente, il flusso del gas, perché il gas una volta, avete visto i filmati anche della televisione in Giappone, una volta che va fuori dalla tubazione, se trova un innesco comincia a bruciare e quindi c'è il problema sul problema. Una volta passata la scossa si esce, possibilmente, facendo molta attenzione soprattutto per vedere se si può uscire, perché non sempre questo è fattibile, se c'è il pavimento, se ci sono le scale. Le scale sono l'elemento più critico dell'abitazione. È vero che le scale sono racchiuse normalmente in gabbie di cemento armato e quindi la gabbia di per sé tiene, ma è anche vero che l'elemento scala è quello più fragile e quindi in caso di sollecitazione sismica è uno degli elementi che molto probabilmente sarà il primo a cadere. Se si è sulle scale o nel giroscale come è capitato all'Aquila e cade la rampa delle scale sopra la testa, non fa propriamente bene. Peraltro il rischio che diceva anche prima l'ingegner Tonellato quando si esce dall'edificio. Le tegole sono l'elemento appoggiato sul tetto, peraltro su un piano inclinato, che a seguito delle vibrazioni tendono a scorrere e quando vengono giù le tegole, soprattutto se capitano in testa senza protezione, creano qualche problema. Tegole per dire elementi piccoli, elementi che in qualche modo non, possono determinare lesioni, pensate presa sulla spalla, però oltre alle tegole sopra il tetto ci sono i camini, peraltro in Abruzzo i camini abruzzesi sono particolari, sono delle costruzioni sul tetto, però i camini se vengono giù senza pensare ai balconi o quant'altro fanno molto male e spesso registrano vittime tra quelli che in qualche modo scappavano. Quindi se si è all'interno dell'edificio sicuramente trovare riparo sotto gli architravi delle porte, sotto quelli che sono i cosiddetti muri maestri e comunque sotto il tavolo. Se uno sta dormendo e in qualche modo registra questa scossa, c'è probabile che l'armadio tenda a cadere, quindi se rimane disteso a letto l'armadio può colpirlo, se già scivola a fianco del letto si forma, diciamo, idealmente quel triangolo che gli permette in qualche modo un minimo di sopravvivenza. Quindi sono piccoli accorgimenti che in qualche modo possono fare la differenza in questi momenti. Tenete presente anche che uscire durante la scossa è controproducente, per quello che abbiamo detto prima, pertanto uscire dopo, soprattutto guardando dove si mette i piedi, perché non sempre c'è il pavimento, non sempre c'è la scala. Quindi talvolta rimanere sul posto è sebbene possa sembrare anacronistico, ma è la soluzione più conveniente, usiamo questo termine. Una volta all'aperto, sicuramente dobbiamo andare in un posto sicuro, quindi posto sicuro, siamo all'aperto, però dobbiamo guardarci cosa c'è attorno, se ci sono elettrodotti sopra la nostra testa che in qualche modo possono crollare, oppure anche i lampioni della pubblica illuminazione dove la parte della lampada può in qualche modo oscillare e staccarsi o rimanere a penzoloni. Lasciamo perdere il discorso highway di torrenti piuttosto che
che fiumi, perché questi possono essere interessati da onde di piena improvvisa. Abbiamo visto, sebbene siamo distanti dal mare, cosa è successo in Giappone. Non è escluso che questi corsi d'acqua a seguito di cedimento strutturale di dighe o sbarramenti che possano in qualche modo ingrossarsi e di conseguenza essere pericolosi. Una volta usciti quindi le indicazioni sono quelle anche di seguire quello che è il piano comunale di protezione civile. La struttura comunale, in particolare l'unità di protezione civile, ha predisposto un piano dove invita la popolazione a recarsi. Questo perché aiuta un po' tutti, aiuta voi che probabilmente siete noi, perché anch'io peraltro sono vittoriese, quindi anch'io coinvolto nel fenomeno, qualora accada a Vittorio Veneto. Ci aiuta perché sappiamo dove andare, quindi sicuramente la macchina dei soccorsi si è già attivata, ma anche abbiamo la possibilità di dar conto che ci siamo e possiamo trovare parimenti i nostri cari, che sicuramente in quel momento è anche la nostra preoccupazione. Dov'è il figlio, dov'è la mamma, dov'è il parente più intimo piuttosto che il congiunto più caro. Ecco che da questo punto di vista c'è tutta una rete di scambio di informazioni anche per il ricongiungimento delle persone, cosa che all'Aquila noi nei primi giorni facevamo spesso. Queste elementari norme, regole, come quelle che sono state inviate a casa del Vademecum, in sintesi dice quello che dobbiamo fare prima, durante e dopo l'attività sismica. La cosa che mi preme così far capire proprio con due parole è che questo piano di protezione civile che è stato diciamo così, messo in essere dall'unità protezione civile, ma è un qualcosa che ha dimostrato sempre nel tempo una certa sensibilità, cioè, a questa problematica, anche da parte di tutte le amministrazioni che hanno portato avanti questa, proprio con la consapevolezza di essere in una zona con un certo rischio sismico. Questo non bisogna sempre mai appunto abbandonare questo ragionamento qua. La seconda cosa è che noi dobbiamo sapere poco del piano, perché è un piano che generalmente è un piano che per gli addetti ai lavori sotto certi aspetti, cioè serve per la pianificazione. Cioè vuol dire che una persona che non è a conoscenza di come funziona il sistema di protezione civile e non conosce il territorio potrebbe essere in grado di gestire anche un'emergenza da di fuori. Sapere, cioè la regione, la provincia, gli enti vicinanti, cioè sapere che c'è un piano e poter gestire l'emergenza con una certa analogia, con un certo criterio, cioè con una certa sicurezza gestionale del piano. La cosa che noi sappiamo, cioè che interessa a noi come cittadini, è quella di sapere la fase finale, proprio quando succede l'evento, cosa dobbiamo fare. L'importante è sapere che, e allegato al Vademecum c'era anche la cartina proprio della zona, che ci sono dei percorsi cosiddetti per raggiungere in sicurezza le aree verdi, che sono le aree di attesa. Ecco, noi dobbiamo solo pensare di arrivare in quelle aree verdi dove in attesa siamo in grado di essere come reperibili perché i soccorsi sanno che noi andiamo là, e questo è importante. Poi ci sono delle aree successive e quelle sono aree tecniche, perché ci saranno i soccorritori che porteranno le persone, noi, in quelle aree là per avere il successivo diciamo, step di conforto di quello che serve per la logistica, per poter continuare questa attività emergenziale di protezione civile. E questo è importante, quello che dobbiamo sapere noi. L'altra cosa appunto è, come diceva giustamente il collega dei Vigili del Fuoco, sapere quali sono le norme fondamentali di comportamento, né più né meno. Quello che sta adesso, cioè, a cuore a noi, in modo particolare alle amministrazioni e alle istituzioni, è quello di far capire che questa cosa è importante già dall'attività scolastica, far capire ai ragazzini come devono comportarsi in caso di calamità naturale, perché questa è la prima protezione, cioè loro devono sapere di gestire anche
tra virgolette, il panico di certe cose. Diceva prima giustamente il collega, quando mi sono trovato davanti a un evento che non sapevo cos'era, ho avuto paura. Ma chi non ha paura? Probabilmente con il tempo, con l'educazione, con la conoscenza del fenomeno, possiamo arrivare anche a gestire un fenomeno come lo gestiscono i giapponesi, cioè con un controllo, un self-control di quella che è l'attività così emozionale anche, che è tipica dal punto di vista psicologico di una persona che si trova davanti a un evento così cioè imprevedibile, perché se fosse prevedibile non saremmo qua a capire quali sono le problematiche. In corrispondenza del terremoto dell'Aquila ci fu quello scambio di battute, quello scambio di telefonate, quello scambio anche di avvisi di garanzia, di tutto quanto ne consegue, che ha sostanzialmente creato sicuramente un danno enorme alla percezione, alla correttezza anche del percorso logico che si seguiva, perché ci si è divisi in fazioni, si è affrontato il problema in maniera così, direi, epidermico, fino al punto di dire quello che poi si è sentito: c'è il radon, e ci mancherebbe altro che non ci fosse il radon. Il radon è una normalità. Allora, cominciamo a spiegare un attimo, scusatemi, entrare un attimo nella tecnica di che cosa stiamo parlando, perché si parla della Svizzera. Io seguo un po' per passione la casa, se non altro ho bonificato casa mia del radon, per carità, perché una volta costruendo così per diletto un contatore Geiger mi sono reso conto che dove avevo mio figlio era invaso da radon, non lo sapevo, ma era una bussola che aveva preso mio padre, che è di quelle che dicevano al mercato di Porta Portese, aveva recuperato da lei, ed erano illuminate a radio. Io da ragazzino ci avevo spaccato il vetro e per anni ho dormito con nel cassetto del comodino una fonte di radon, ma non una fonte da più, una fonte enorme, speriamo bene. Dopo al momento sono riuscito per questo ho una certa sensibilità sull'argomento, però bisogna che sappiamo di cosa parliamo. Allora, il radon è una normalità, si genera da tutti i terreni che contengono una certa quantità di uranio, quindi sostanzialmente tanto dai graniti, ma dalle argille, un po' dappertutto. Si muove come nel terreno, si muove attraverso le porosità del terreno. Se il terreno è impermeabile si muove poco, ce n'è poco, resta lì confinato dentro. Se il terreno ha delle vie di fuga, ha delle zone sorgenti, attraverso le sorgenti d'acqua, il radon scappa via. Durante le osservazioni, in molte situazioni è stato notato che in corrispondenza di eventi sismici, prima o dopo, c'è stata una variazione della quantità di radon che si manifesta dal terreno. Bisogna quindi separare innanzitutto il discorso sanitario da quello che è il discorso tettonico. Il discorso sanitario sono quelle case, questo come si diceva prima, la Svizzera è molto avanti in questo perché c'è tutta una legislazione, ci sono persone che si dedicano come professione al radon detector, cioè fanno proprio i cacciatori di radon per bonificare le case. Anche noi come Italia ci siamo mossi abbastanza. Cioè, sostanzialmente è questo: quando si costruisce, si è a contatto col terreno, nei piani bassi delle case in certe condizioni si possono accumulare quantità di radon consistenti. Il radon decade in altri elementi che si infilano dentro i polmoni, emettono radioattività dall'interno dei polmoni e sono stimati essere questi elementi, quindi il radon che le genera, essere una causa significativa, ma molto significativa, del tumore ai polmoni. Quindi c'è tutta un'industria che si dedica alla bonifica degli appartamenti, e la bonifica sostanzialmente di solito consiste nel creare delle areazioni, creare delle intercapedini, creare dei camini, poi c'è una bonifica proprio del tipo che l'aria deve circolare, che va un po' in contrasto chiaramente con tutta la politica del contenimento energetico, cioè quando si chiudono le finestre, ecco, questa è un po' la normalità, ma questo capita in Svizzera in situazioni normalissime, capita da noi, capita in qualsiasi posto dove noi abbiamo un'abitazione, ci troviamo a confrontarci con il problema del radon che dipende, pensate un po', in maniera secondaria dalla natura delle rocce, anche se ci sono molte rocce che producono molto più radon di altre, tipo i graniti, ma tipo le trachiti che abbiamo sui colli Eugani, non parliamo poi del tufo laziale.
Però quello che regola tutto è la permeabilità del terreno. Ecco, sembra un po' strano, ma è così. Questo lo dicono gli svizzeri, lo dicono che fanno le loro norme, le loro indagini, eccetera. Dopodiché è stato sviluppato da molti autori il tema del monitoraggio della radon in prospettiva sismica. Io ne ho conosciuti diversi, noi anche come regione abbiamo fatto alcune attività in passato in questa prospettiva, abbiamo collaborato con russi, con tecnici armeni in particolare, non so, la regione Emilia-Romagna ha messo delle stazioni di monitoraggio continuo sulle salse di Nirano, che sono dei punti un po' particolari. Lungo la faglia di Sant'Andrea è stata installata per lungo tempo una rete di monitoraggio di radon. L'esperienza di Giuliani era quella di costruire dei rilevatori che rilelavano i raggi gamma, quindi dei prodotti secondari della radon, che per sua natura non emette questo tipo di raggi, ma comunque insomma, in sostanza avevano dei grossi rilevatori molto grossi, molto pesanti, che venivano un po' seguiti, un po' la sua teoria è quella di averne messi un po' distribuiti al territorio, monitorando le fluttuazioni di radon. Lui ritiene di poter esaminare, di poter predire la sismicità con un breve periodo, ma comunque insomma un periodo significativo di una giornata. Ecco, quello che purtroppo non funziona in tutto questo discorso della previsione è che non è a tutt'oggi stata riconosciuta nessuna legge che leghi una variazione di radon a una effettiva sopravvenienza di un terremoto. Dico, purtroppo noi abbiamo avuto, e l'ho già detto in un'altra occasione a questa assemblea, anche un'esperienza drammatica, nel senso che, come ho detto, come regione abbiamo collaborato con un istituto di ricerca armeno che si era lanciato nella ricerca del radon come precursore sismico. Abbiamo invitati a Venezia, abbiamo seguito, abbiamo fatto. Quando sono rientrati in Armenia, dopo poco si sono presi il terremoto dell'Armenia con qualche decina di migliaia di vittime, proprio dove stavano monitorando i radar. Naturalmente sono stati sopravanzati dal fenomeno. Lo stesso lungo la faglia di Sant'Andrea, gli americani, che non sono proprio gli ultimi arrivati in questo tipo di misure, anche perché sì, ci dedicano molta energia alla ricerca, alla fine hanno smontato questa rete di stazione perché non si è riusciti mai finora a trovare l'aspetto deterministico, cioè il fatto di dire c'è una variazione, la variazione mi indica qualche cosa di sicuro, cioè riesce a dirmi dove, come, quando, quello che dice Giuliani, che lui sostiene di trovare dove, come e quando, è quello per cui viene contestato, perché tutti riconoscono che ci possa essere un fondamento nell'approfondire questo tipo di relazione, però ancora questa relazione di dove, come, quando, questa fluttuazione eventuale del gas, che comunque è sempre presente, ripeto, ha un significato e quando no. Io ricordo di altre situazioni in cui centraline emesse dal CNR hanno registrato un improvviso ampliamento, un'improvvisa fluttuazione positiva con valori in un'area vulcanica, questa volta estremamente rilevante, grande brainstorming e grandi riunioni della Commissione Grandi Rischi, tecnici che hanno insistito perché bisognava dare l'allarme, bisognava evacuare, quindi parlo di ricercatori del CNR, decisione presa diciamo a maggioranza, a peso scientifico, no, non ci sono elementi per fare questo, terremoto non avvenuto. Siamo ancora in una situazione del genere. Comunque questo tipo di ricerche hanno ovviamente un loro significato nell'essere fatte, anche se dopo la scienza a un certo punto deve tirare le somme nel sapere. Sapete, la scienza è quella della ripetibilità delle sperimentazioni, c'ha quei vincoli maledetti per cui non si può andare con quello che sembra. Allora se uno dice che l'avviso di garanzia a Giuliani è arrivato non dal sindaco dell'Aquila o perché aveva allertato il sindaco dell'Aquila, il quale non c'era, ma dal sindaco di Sulmona. Tutto
tutto quello che è successo prima, quello scambio, la famosa telefonata, non so se seguite, ma è opportuno seguire le interviste fatte qualche giorno prima, qualche giorno dopo, cioè per capire un pochettino dove sta il confine tra quello che poi invece lo scienziato, e non sono io gli scienziati sono gli altri, ovviamente quelli che studiano queste cose, a un certo punto devono dire, cioè il ritrovare le leggi deterministiche che consentono di avere questo tipo di relazioni. Quindi la Regione è comunque impegnata in un tipo di... sono stati fatti da parte dell'OGS alcuni campionamenti, ne verranno fatti altri, insieme con ARPAV si affronterà un discorso di ulteriori campionamenti, ma in generale, però non solo nell'area del palato, questo riguarda tutta l'area pedalpina, cioè di monitoraggi di grandezze, con l'intento comunque di dare un contributo a un processo scientifico che potrebbe avere spiegato. Ci possiamo mettere anche i campi elettromagnetici, perché ci sono ricercatori che seguono l'andamento dei campi elettromagnetici, addirittura i radioamatori mi dicevano che fanno questo tipo di attività per cercare delle correlazioni. Va bene, cerchiamo delle correlazioni, cerchiamo tutto, misuriamo tutto, però voi avete visto, stiamo misurando un fenomeno che è a 12 km di profondità sottoterra. Voi vedete un pochettino quando si tratta di cercare una tubazione per fare un sottoservizio, per fare uno scavo, con che grado di precisione vi viene trovato con i metodi indiretti? Vi dice più o meno è lì. Io conosco gente che è andata giù col georadar a fare le bonifiche, a fare gli scavi, e dopo con la benna si è tirata su la bomba della prima guerra mondiale. Ma la geofisica è così, cioè, voglio dire, cerchiamo sì tutto quello che ci può aiutare, tutto quello che può essere utile, però dobbiamo sempre avere riferimento che non stiamo guardando a 1 metro sottoterra e cercare di capire quello che è, che già è una cosa difficile. Ci stiamo confrontando con fenomeni che capitano a 7, 8, 12 km di profondità. Quindi il radon che anche si generasse lì, ma non è solo il radon, ci sono altri gas nobili che possono, o altri tipi di grandezza, le deformazioni per esempio che in superficie possono precedere o non possono precedere, ma possono capitare che la superficie si alza magari un po' prima della scossa, oppure no, forse sì, però magari qualche volta può succedere, ma questo può avvenire, ma può non avvenire, perché appunto un terremoto che si genera a quelle profondità può non fare la cortesia di mandare su per qualche frattura il radon o mandare su per qualche forma di reazione progressiva anche il livello del suolo. Ecco, quindi noi partecipiamo a questi studi, i dati saranno assolutamente a disposizione. Radon, se qualcuno dice c'è radon, sicuro che ce n'è tantissimo, tantissimo. Ce n'è come ce ne deve essere in tutte le zone dove si va a cercarne nel sottosuolo, nelle grotte regolarmente. Gli speleologi fanno misure di radon perché c'è un problema sanitario. Chi lavora in galleria ha un tasso di esposizione a radon che è superiore a chiunque altro che lavori appunto all'aria aperta, perché il terreno lo genera sicuramente. Ha senso misurare le eventuali fluttuazioni, ha senso cercare di dare una spiegazione. Sinceramente questo che ci dicono tutti, che io ritengo essere lo stato attuale dell'arte, ma ripeto è un discorso generale, al momento non ci sono relazioni univoche. Dopodiché c'è chi ritiene di conoscerle. Io ho un'altra esperienza che devo portare, che ho già portato altre volte, cioè quando eravamo all'Aquila, a un certo punto è arrivato una forma di evacuazione delle tendopoli surreale, perché in realtà ma bisogna andare via dalle tendopoli perché per come, perché tra le altre erano le stesse forze dell'ordine che in preda a un attimo che non si capiva bene, ma cosa stava succedendo? Stava succedendo che attraverso la rete probabilmente che non poteva più essere espressa perché c'era in pendenza l'avviso di garanzia con il procurato allarme, quindi non si poteva più parlare di radon, però era stata fatta trapelare la notizia che si stavano andando sui livelli di radon, che ci sarebbe stata un'ulteriore scossa, che non c'è stata. Ora, la sensazione è appunto quella di dire, su queste cose cerchiamo di affrontarle dal punto di vista operazionale. Credo che gli scienziati sarebbero
se veramente ci fosse qualcuno, e qua mi ripeterò, che su queste basi avesse trovato il nocciolo, sarebbe il più felice scienziato della Terra, gli sarebbe già stato pluripremiato e avremo delle prove provate. Sembra che questo ancora non ci sia, questa possibilità, quindi non ci sia la possibilità di misurare delle grandezze che ci facciano dire guardate, sta per arrivare il terremoto. L'ultima cosa che dico, si dice, e questo si dice in ambito scientifico, c'è stato un solo terremoto previsto nella storia recente, si parla degli anni 80 in Cina. Allora furono fatte molte misure, c'era una sorta di attenzione popolare, era la Cina di Mao, e dopo la Cina spese questo terremoto, che c'è stata a un certo punto un'evacuazione generale, e praticamente il terremoto fece pochissime vittime a fronte di una capacità distruttiva assolutamente rilevantissima. Ci fu una delegazione che andò a vedere, perché la Cina l'aveva proprio trattato come un evento un risultato della sorveglianza popolare diffusa. Allora c'era chi controllava il comportamento delle galline, il comportamento dei vari animali da cortile in generale, chi andava a misurare i pozzi, chi misurava il radon, chi misurava tutto il misurabile, finché era stato rilevato che stava per verificarsi questa grande scossa. La delegazione che andò in Cina, mi ricordo, c'era Barberi, e dopo aveva rilevato che la situazione di partenza era leggermente diversa, cioè erano mesi che si stavano verificando scosse continue, perché nessuno dormiva più in casa e a fronte di una crescita progressiva dell'intensità delle scosse, a un certo punto, avendo attivato anche tutti questi sistemi di controllo, è arrivata la scossa principale, quando appunto il sistema erano tutti con i nervi a fior di pelle e nessuno dormiva più in casa. Questo è quello che disse Barbari all'epoca. Purtroppo la controprova è venuta l'anno dopo, quando la Cina è stata devastata da un terremoto distruttivo con centinaia di migliaia di vittime, senza che questo potesse essere previsto in nessuna maniera. Quindi siamo sempre lì sul discorso, insomma, cioè si lavora, ma siamo ancora un po' lontani, sembra, da poter aver raggiunto quel risultato effettivamente spendibile, che non vuol dire che ci lavoriamo, sì, ecco, cioè la misura del radon è una del radon e di altre grandezze, fa parte delle ricerche che si possono fare. Siamo lontani però questo dal mettere, e quindi le risorse che si possono dare su questa cosa devono essere necessariamente inferiori alle risorse che devono essere impiegate su quelle altre cose che sono sicure. Diciamo, gli interventi sulle costruzioni, il costruire bene, e appunto come si diceva prima, la microzonazione sismica, il calcolo della risposta locale, ma soprattutto il rafforzamento degli edifici. Quelle sono cose che sicuramente ci interessano, e anche poi tutte quelle prevenzioni che sono di protezione civile. Volevo solamente chiudere con un'esperienza personale su quello che vuol dire stare in un edificio privato, cioè in un edificio sicuro. Io mi ricordo che durante il terremoto dell'Umbria siamo andati a fare, e accompagnavo chiaramente gli strutturisti, una visita di una scuola, l'abbiamo classificata dal punto di vista sismico con una certa struttura, abbiamo detto questa è una struttura solida, mettiamoci a scrivere la relazione. Nel momento che scrivevamo la relazione ci siamo presi una replica che era quasi un 8° grado nel Calli, naturalmente, e mi ricordo che qualcuno che era con noi, che ci accompagnava, è evaporato, non l'abbiamo proprio più visto perché è scappato via in una maniera tale. Ma noi, avendo avuto la coscienza che l'edificio era solido, ho detto, guarda, stiamo qui, e abbiamo fatto in piccolo, perché avevamo avuto però prima la possibilità di vedere come era fatta la struttura, ma effettivamente la situazione in quel momento lì, fuori il pericolo di prendersi qualcosa che arrivava in testa, non ci siamo neanche pensati di scappare via. E voglio dire, essere dopo in un edificio che tiene, cioè quei comportamenti in Giappone li avevamo visti perché c'era la coscienza che l'edificio stava su, oltre alla loro dedizione, la parte strutturale è importante, insomma.
la nostra attenzione non deve essere concentrata sui boati che pure hanno fatto tanta impressione, deve essere concentrata sulla possibilità che un terremoto vero, stavolta, possa venire, e questo è nell'ordine naturale delle cose. Allora, di fronte a un terremoto vero che può avvenire, ci sono due vie da percorrere. Una è quella del mio amico Protezione Civile, cioè l'organizzazione sul territorio. Quella, ormai credo siamo anche in Italia. L'Italia è un paese disgraziato. Vi do un dato: il 75% delle vittime italiane sono vittime da terremoto, per dire. Quindi non c'è solo la nostra zona, è l'Italia purtroppo che è messa male dal punto di vista tettonico. Allora, dicevo, una via è quella sicuramente dell'organizzazione quando è venuto il misfatto, ma l'altra strada è quella di andare a vedere se le case, quando arriva il terremoto, stanno su oppure vanno giù. Ora, per esempio, Vittorio Veneto è diventato zona sismica nel 1937, dopo il terremoto del 1936. Perché gli amministratori locali sono andati a Roma e hanno detto dopo il terremoto del 1936 vogliamo anche noi. Vittorio Veneto è stato cancellato da zona sismica subito dopo la guerra, perché c'era da fare la ricostruzione e costa meno costruire mettendo meno ferro e meno cemento, e quindi ancora una volta i vittoriesi, o chi in quel momento li rappresentava, sono andati a Roma e hanno detto toglieteci da zona sismica. E quindi da subito dopo la guerra, 46-47, fino a dopo il terremoto del Friuli, Vittoria non era più sismica, e quindi si è costruito con delle tecniche un attimo più leggere, meno cautelative. Poi, quando è venuta la botta del Friuli, allora lì è stata fatta la riclassificazione e Vittorio Veneto è entrato come gli altri comuni vicini. Allora il problema vero è questo: oggi noi abbiamo delle norme tecniche che, se vengono seguite, uno fa una casa, insomma, la casa deve essere come una gabbia, colonne eccetera, tutta legata e sta in piedi. Quindi dal terremoto del Friuli in poi direi che le case dovrebbero essere in grado di reggere gli sforzi. Io faccio una domanda al sindaco: il municipio è antisismico oppure no? Ecco, no, chiaramente scherziamo, ma è chiaro che bisogna, ecco qui 1866 non aveva norme sismiche. Ecco, però il sindaco ci sta dentro, e anche gli impiegati e anche il segretario comunale, quindi... Allora dico, perché questo? Perché fa male quando si sente, non so, all'Aquila la casa dello studente o giù in Puglia la scuola materna, no? E allora noi dobbiamo chiederci: ma le nostre strutture, cominciando dalle pubbliche, sono a posto? Allora qui è un problema culturale prima ancora che tecnico. Vogliamo, e chiaramente non mi rivolgo al sindaco che so che è senza soldi, mi rivolgo complessivamente alla cultura nazionale, ma vogliamo cominciare a dare importanza a questi ragionamenti di mettere a posto il patrimonio abitativo italiano pregresso, cioè quello costruito quando ancora le norme non c'erano? Questo è il problema fondamentale, che non si risolve in 5 minuti, ci vorranno 20-30 anni, ma pian pianino bisogna pure cominciare da qua, perché poi l'unica difesa che noi abbiamo contro il terremoto è proprio questa. È vero, sì, usciamo in piazza, non andiamo sulle scale, è chiaro, però il vero, come dire, la vera carta che abbiamo da giocare è abitare dentro case che reggono l'urto, la vibrazione, lo sconquasso che il terremoto produce. Quindi il mio discorso è proprio tutto qua. O cominciamo a entrare in una sensibilità naturalistica, che poi si amplia anche ad altri settori, no? E cominciamo nei prossimi anni a dare più importanza e a essere preparati prima dell'evento, altrimenti noi diamo troppa importanza alla protezione civile, che è brava, però arriva dopo, quando ormai il guaio è combinato. Ecco, grazie. Grazie. È chiaro che ci troviamo rispetto al Giappone con innanzitutto la nostra città inizia a edifici che risalgono nel 1200, 1300, 1400 addirittura, quindi sicuramente al di fuori delle norme sismiche. Ricordiamo che il terremoto del Friuli abbiamo visto centri abitati storici, vedi Osopo, vedi Gemona, che sono stati letteralmente decimati dal terremoto. Perché? Perché effettivamente non aveva quelle caratteristiche sismiche. È chiaro che le caratteristiche sismiche sono state fatte poi negli anni dopo veramente il terremoto del Friuli.
Abbiamo alcuni edifici, e parliamo delle scuole, che sono sicuramente state a norma e sono sicuramente quelle di San Giacomo, quella a nord, che sono state fatte, diciamo, l'anno scorso o 2 anni fa, e quindi quelle hanno tutte le caratteristiche e tutte le norme. Altre scuole, se pensiamo alla Pallavicini, non può essere a norma sismica perché è stata fatta ancora ai tempi del Duce, quindi come d'altra parte la Sauro era stata fatta e abbiamo dovuto cambiare opinione e fare una scuola nuova proprio per questo. Quindi rimettere a posto e mettere a norma gli edifici diciamo pubblici non è una cosa da poco, non è che può farlo un'amministrazione o 2 amministrazioni, ma soprattutto le energie economiche che in questo momento non ci sono. Quindi dobbiamo per forza di cose cercare di salvaguardare quello che abbiamo e naturalmente cercare, naturalmente con le nuove tecniche e le nuove licenze urbanistiche, sicuramente sono tutte quante rilasciate a norme tecniche a prova di terremoto. Possiamo soltanto dire, e questo non l'ho detto io, ma sul terremoto del Giappone, l'ultimo terremoto del Giappone, se fosse avvenuto all'Aquila sarebbe crollata anche Roma, quindi per capire l'intensità di un fenomeno che sicuramente non è da noi, per fortuna speriamo non è mai arrivato e speriamo non arrivi mai, perché siamo un paese che ha la storia millenaria e ha edifici millenari, quindi purtroppo certamente da dopo il Friuli, da dopo il terremoto del Friuli, sicuramente c'è stata una grande sensibilità nel modo e nel cambiare il modo di costruire.